Buongiorno, ben ritrovati. Anzi, dopo una pausa lunga, qualche mese dall'Italian Bahia, in questo caso si torna a parlare ancora di cross country rally. Un saluto a tutti voi da Marco Angileri. Abbiamo catturato al volo anche il giornalista che si occupa in maniera specifica anche, ma non solo, di questa specialità di cross country rally. Un bentrovati, ancora una buona giornata a tutti da Rivignano Teor, cuore pulsante di questo appuntamento. Ricordo il quarto della stagione. Carlo Ragogna, grazie della tua presenza. Ti abbiamo praticamente catturato al volo. Allora facciamo un po' un riepilogo di quello che è stata ieri. Certamente non si parla in questo caso di gara, ma c'è stata una passerella e abbiamo avuto l'opportunità anche in questo caso di misurare quello che era così l'intensità del pre-gara, l'entusiasmo degli organizzatori e l'attesa dei protagonisti, perciò piloti e navigatori, per quanto riguarda appunto quello che è stato l'appuntamento. Vediamo già correre i primi. Ricordo che la gara parte proprio alle 8:35, i primi passaggi, ringraziando tutto lo staff coordinato da Fortunato Mattiazzo, che per questa giornata, dove appunto andremo a raccontarvi tutto quello che riguarda appunto questo quarto appuntamento stagionale, nonché per il secondo anno si torna qua al Baia dello Stella, gara di campionato italiano cross country rally side by side. Allora ti ho già fatto la domanda prima, Carlo, il tuo pensiero? Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie di questa ospitata. Io oggi ero qui per godermi la gara e invece sono stato catturato a fare un po' di copilota in questo spickeraggio di gara. Ieri alla presentazione degli equipaggi si è percepita grande emozione e grande entusiasmo, perché questo Baia dello Stella già l'anno scorso aveva ben impressionato e quest'anno ci sono tutte le condizioni per fare ancora meglio grazie all'egregio lavoro dei motori dello Stella, di Luca Paron e di tutti i suoi collaboratori. Ci sono 29 equipaggi in gara, è il quarto appuntamento del campionato italiano fuoristrada, cross country rally e Bahia, SSV a varie titolazioni. Ci sono tutti i migliori in classifica e questo è molto positivo, perché veramente in tutte le categorie sono presenti i migliori. Ieri abbiamo captato al volo alcune impressioni e c'è il capoclassifica attuale, Emanuele Mengozzi, che è anche il campione italiano in carica, che ha un primo, diciamo così, match ball in attesa del Raid of Champions in Ungheria di novembre. Già qui al Baia dello Stella potrebbe laurearsi il campione, perché ha un discreto vantaggio su Alfio Bordonaro. Tuttavia, insomma, si tratterà di vedere come va questa gara. Beh, abbiamo già visto in precedenza il passaggio delle vetture da rally, una bella novità. Quello che vediamo in questo momento è Damiano Dus, pilota tra l'altro locale, che è sempre stato molto in contatto con gli organizzatori. Dal suo fianco della Citroën C2 c'è Walter Massera, perciò lo vediamo anche in questo passaggio, soprattutto in questo salto molto particolare, che è uno dei punti di riferimento principali, Carlo, per quanto riguarda appunto lo spettacolo. E poi hanno inserito anche questo passaggio con possiamo chiamarla anche gincana, che va ad arricchire in questo caso lo spettacolo che attende un pubblico numeroso. E posso confermare che lo scorso anno c'è stata una presenza veramente soddisfacente, anzi veramente più che positiva, di pubblico. Beh, le vetture da rally, sai, qui il problema di questa specialità è stato, e lo è tuttora, che alcune volte è andata in coda ai rally. Qui si cerca di fare un'operazione inversa, cioè di ospitare delle vetture di rally con gli opportuni rialzi per una gara fuoristrada. Era già successo all'Artugno all'inizio di stagione, a marzo, con la presenza di Alberto Caniello e Andrea De Luna, che poi si era imposto con una Skoda Fabia. Anche oggi qui abbiamo i primi due equipaggi, sono relisti per lo speciale Open storico aperto ai rally, e indubbiamente è un mix di spettacolo, insomma, che il pubblico può senz'altro apprezzare, e anche dare la misura di quella che è la differenza di conduzione delle vetture, sì, sul piano proprio dell'impatto, insomma, rispetto al fondo sterrato, tra vetture da rally e vetture preparate proprio da fuoristrada. Anche perché dobbiamo dirlo, a differenza di quella che è la gara di luglio, l'Italian Bahia, dove i fondi erano completamente diversi, si guardava dei fiumi, c'erano, come possiamo dire, un fondo stradale, un fondo molto più sconnesso, con sassi, massi
perciò cambiava completamente. In quel caso sarebbe stato praticamente impossibile aprire la partecipazione delle vetture da rally. In questo caso, come possiamo vedere anche dalla 106, questa dovrebbe essere una N1 per chi conosce il rally, perciò un 1300 in conformazione terra con Fulvio Signorotto, al suo fianco c'è Andrea Pavan della scuderia Prealpi, perciò una situazione diciamo abbastanza diversa, però vediamo quanto la passione, in questo caso è un pilota proprietario della vettura, l'ha appunto preparata anche sulla terra, corre su asfalto e su terra, perciò un'opportunità anche di andare a confrontarsi soprattutto su una prova speciale che non è una classica, perché lo ricordiamo qua il chilometraggio è accentuato, nel senso che parliamo di una prova che è mediamente quasi il doppio di una prova classica di rally, Carlo. Esatto, una prova speciale molto lunga perché 28 km le troviamo rarissime ormai come prove speciali anche su asfalto, tantomeno sulla terra. E i rally su terra sono una rarità, in Friuli manca a questo punto. Il Baia dello Stella e l'Artunia in primavera in effetti danno l'opportunità a chi ha le vetture da rally di cimentarsi. Sono ancora pochi, diciamo, quelli che hanno fatto questo tentativo, ma però insomma è un buon inizio e chissà che non possano progredire. Come dicevi tu, all'Italian Baia mondiale è impensabile con le caratteristiche del percorso dove si va sul Gretto del Fiume che vengono le vetture del rally, perché lì ci vuole una macchina con determinate dimensioni, con determinate altezze, e le vetture del rally non si prestano assolutamente, anche se in passato, come ricorderai, quando l'Italian Baia era ancora sulle Cellina Meduna, abbiamo avuto addirittura Mickey Biasion con delle Lancia Delta in versione Astra molto rialzate e altro, però anche un campionissimo come Mickey ha avuto le sue difficoltà a gestirla in condizioni di greto. Certo, dobbiamo ricordare che comunque queste terre parzialmente sono state così protagoniste circa una decina di anni fa del Rally Terre del Friuli. In quel caso c'era la partecipazione del campionato Race Day organizzato da Alberto Pirelli, che comunque ha visto in questo territorio un posto ideale così da accompagnare a tanti altri appuntamenti. In Triveneto ricordiamo anche il Prealpi Master Show che si continua a svolgere anche adesso a dicembre, perciò faceva un po' diciamo da controaltare a quello che poi era il grande appuntamento appunto di fine campionato, anche se poi il Race Day partiva da autunno e finiva alla primavera, perciò era un bel mix. In quel caso c'è stata anche una bella edizione che ha appunto coinvolto Rivignano Teor, che attualmente appunto ospita in maniera direi perfetta questa gara, perché anche il parco chiuso in linea generale possiamo dire, Carlo, che è perfettamente collocato nel cuore del paese, della cittadina, perciò direi che tutto per il momento si sta svolgendo in maniera migliore. Sì, io aggiungo che per me è la prima volta perché l'anno scorso non sono potuto venire, quindi scopro adesso questo Baia dello Stella di cui mi avevano già parlato molto bene, e devo dire che la location, le situation sono veramente apprezzabili, e questo tra l'altro l'avevo già percepito all'Italia Baia mondiale di luglio, quando i Mortori delle Stelle hanno comunque collaborato con l'organizzazione del Fuoristrada Club 4x4 Pordenone, perché si viene a correre anche in queste zone. E ho visto... Ecco, vediamo in questo caso, scusa se ti interrompo, è entrato in piena gara Andrea Castagnera con Alberto Marcon, con il Can-Am Maverick, che lo abbiamo visto da subito, la grande grinta, perché qua c'è concorrenza e tante. Ricordiamo che Andrea Castagnera lo scorso anno ha navigato da Elisa Tassi, l'ha portato a casa la vittoria in questa gara, perciò abbiamo da subito assaggiato, anzi lui ci ha fatto assaggiare quella che sarà appunto la sua gara all'attacco già da subito. Bravo Andrea a regalare questo spettacolo. Scusa, ti ho interrotto. No, hai fatto benissimo, anche perché non dobbiamo prendere di vista ovviamente la diretta e le immagini spettacolari delle vetture. Sì, stavo dicendo appunto che ho scoperto insomma l'ottima organizzazione e il clima che si respira qui, quindi proprio la disponibilità anche del territorio ad accogliere una competizione fuoristrada, la sinergia che c'è tra le amministrazioni comunali, e l'avevo già percepito a livello diciamo più alto di categoria quando a luglio si è organizzato l'Italian Baia di Coppa del Mondo e appunto sono state impegnate anche questi tratti di strada di sterrato che stanno affrontando oggi.
Ricordiamo ieri c'è stata anche la presenza dell'ex sindaco nonché attuale vice governatore del Friuli Venezia Giulia, l'avvocato Mario Anzi, che ha voluto proprio sottolineare l'attaccamento di questo territorio al mondo dei motori. Dunque abbiamo appena prima visto il passaggio di Castagnera, adesso dovremo avere un'altra risposta, nel senso che adesso via via avremo questi mezzi leggeri, il prossimo saranno i cugini Trivini Bellini, mentre questo è ancora Castagnera. Abbiamo tra l'altro l'opportunità di vedere un gran bel pezzo di gara in live, eccolo qua l'altro mezzo, ovvero quello di Alessandro e Marco Trivini Bellini. Loro dopo diversi anni con un mezzo classico hanno voluto provare il side by side. Nell'intervista alla partenza di ieri hanno sottolineato quanto siano interessati e quanto sia per loro una gran bella novità appunto salire su un mezzo di questo tipo, un Can-Am Maverick X3, perciò un T3, lo ricordiamo, per loro hanno una scuola fuoristradistica completamente diversa, questi due ragazzi. I due ragazzi che vengono da Mantova c'è il Tazio Nuvolari, il mantovano volante, quindi diciamo c'è un background formidabile. Loro sono tanti anni sulla scena ma sono ancora giovanissimi e smaniosi insomma, di provare nuove esperienze. Hanno fatto anche delle esperienze internazionali, hanno partecipato a gare di campionato europeo e a livello italiano anche con il T2 si sono conquistati dei titoli, per cui adesso vediamo in questa versione SSV quanto siano performanti, insomma, e stasera vedremo poi nella classifica come è stata la loro prestazione. 20, Io, 28 Marco, scusa, km, prego. ti devo interrompere perché come abbiamo deciso praticamente io seguirò da Talmassons la gara con i piloti che fanno un transito in centro al paese e quindi con interviste a caldo sulla loro prestazione. Certo, avremo occasione anche di risentirci, perciò in questo caso ringraziamo Carlo Ragogna, giornalista che abbiamo catturato al volo in questa occasione per appunto chiedergli un suo commento di quello che è l'inizio di questa gara con così tante emozioni che poi via via si seguiranno in questa intensa giornata dedicata alla seconda edizione del Baia dello Stella. Eccoli qua i Trivini Bellini, Alessandro e Marco con il Can-Am impegnati in questo tratto che piano piano, è chiaro, ora siamo ancora al primo passaggio della mattina, poi arriverà il pubblico e in questo caso sarà una grande festa di sport, mentre vediamo un altro protagonista della scena nazionale del cross country. Sto parlando del giovanissimo di Portogruaro Kevin Manocchi assieme alla sorella Giada, per loro una quarta posizione in campionato assoluto ed è un risultato straordinario per un ragazzo 17enne cresciuto a pane e motori in casa, che ha sicuramente voglia di continuare a mantenere la posizione alta di classifica, nonché appunto un protagonista assoluto anche per quanto riguarda il side by side. In questo caso è un mezzo T4, andremo poi anche a scoprire quelle che sono le varie categorie. T1 lo ricordiamo, poi vedremo anche i mezzi, sono dei prototipi a tutti gli effetti, perciò preparati per le competizioni, i T2 che sono dei derivati di serie, poi avremo anche la novità di quest'anno, ovvero il TH, dando un'opportunità di avere un vero e proprio campione italiano a tutti gli effetti con un mezzo della scaduta omologazione, in questo caso considerando poi che sono diversi i mezzi appunto datati, diciamo così, è un'opportunità anche di festeggiare un vero e proprio campione italiano appunto del TH. Eccolo qua Manocchi, aggressivo, lo vediamo velocissimo nel suo passaggio, non sarà l'unico Manocchi perché poi avremo anche un altro Michele che è il papà, che ormai ha capito che il figlio è veramente imprendibile. Lo vediamo decisissimo nella sua azione di gara in questo caso, mentre attendiamo ovviamente quello che sarà il riferimento di classifica, ovvero Andrea Castagnera, che è ancora impegnato sui 28 km del settore selettivo di questo secondo Baia dello Stella, ancora in diretta live. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo, curiosi di capire quella che sarà la storia che racconteremo in questo Baia dello Stella 2023.
e 25, ricordo, quarto appuntamento stagionale del campionato italiano cross country rally e side by side. Ieri sera c'è stata una bella riunione, un bel gruppetto di persone, prima ovviamente con il briefing alle 18:30, un briefing che tra l'altro pubblico che ha coinvolto un po' tutte le persone presenti in piazza a Rivignano Teor, con, come già detto prima, la presenza del direttore di gara Flavio Candoni, di Mauro Tavella e che è del Fuoristrada Club 4x4, un altro che ha a cuore sicuramente la specialità e si sta prodigando anche coinvolgendo, come in questo caso, i ragazzi dei motori dello Stella, capitanati da Luca Paroni, il presidente che tira le file organizzative di questo evento. Lo ricordiamo che è il quarto appuntamento stagionale del campionato cross country rally side by side. Dopo andremo anche con le classifiche che vedremo, appunto, dei protagonisti, soprattutto delle tre, il cross country classico, del side by side, appunto, come già detto prima, del TH. Sentiamo anche in questo caso il rombo dei motori, dovrebbe essere l'altro Mannocchi, Michele in questo caso, e questo è uno dei punti più particolari per quanto riguarda lo spettacolo, il salto. Vi posso assicurare che poi quando arriveranno anche i mezzi, non dico più particolarmente apprezzati, ma più performanti nel salto, sarà un'altra storia. Michele Mannocchi con Gianluca Sbaraglia al suo fianco, in questo caso un mezzo T4, un Yamaha XZ1000R, velocissimi, leggeri, poi c'è anche una grande differenza, come possiamo vedere in questo caso, perché qua si tratta di un Can-Am Maverick T4. Vediamo un problema in questo caso per Marco Zini con Crystal Vomiero, un errore per quanto riguarda le indicazioni. Abbiamo visto qualche secondo gettato al vento per Marco Zini, un mezzo tra l'altro aggiornatissimo, in questo caso non è un X3 Maverick, perciò parliamo dell'X3, la grande differenza, il salto a livello costruttivo da un mezzo con il variatore perciò senza cambio a questo aggiornatissimo Can-Am Maverick. In questo caso c'è un cambio automatico, perciò un sistema di guida completamente diverso, si può anche usare il frenamento in questo caso. Eccolo qua, il mezzo lo vediamo proprio in difficoltà effettivamente in questi primi tratti, anche perché la Crystal Vomiero arriva dal rally classico, perciò non è facile sicuramente cimentarsi, anche e soprattutto per la prima volta, in una specialità così nuova, che soprattutto in questo caso, lo ricordiamo, a differenza del rally dove c'è un roadbook, ci sono delle note precise a ogni passaggio, ogni curva, ogni salto, ogni dosso, segnalate ovviamente nelle ricognizioni. In questo caso il percorso fino a poco prima della partenza è assolutamente segreto, di conseguenza si naviga praticamente a vista con delle indicazioni che vengono messe sul tracciato di gara, perciò in questo caso sicuramente la difficoltà è maggiore per quanto riguarda appunto un pilota che deve avere delle indicazioni, perciò che sono visive, perciò completamente diverso. Marco Zini, che adesso andrà a infilarsi dopo il salto in questa serie, diciamo, di gincana, dove in questo caso bisogna scatenare, soprattutto grazie anche all'agilità di questo mezzo, infilarsi in queste valle di fieno preparate appunto in questa zona. Qua ci troviamo nella bassa friulana, perciò estremo nord-est del Friuli Venezia Giulia, per raccontarvi questo primo passaggio dei 28 km che saranno ripetuti per 4 volte del Baia dello Stella, valido come quarto appuntamento stagionale del campionato italiano cross country rally e side by side. Tante belle storie da raccontare. Vediamo questa particolare immagine dall'alto del drone che segue l'equipaggio. In questo caso dovrebbe trattarsi di Cristian Dagnolo con Michele Kusic. Andremo poi nel
nel dettaglio, capire se sono loro o meno. Cosa importante, un pilota che corre la sua gara di casa dalla stessa ragione dopo un'Italian Bahia, gara mondiale a luglio un po' sfortunata. Anche in diretta abbiamo raccontato il cappotto che ha fatto, si è appoggiato su un fianco il mezzo Yamaha appunto di Christian Dagnolo, perciò tanta voglia di rifarsi. Qua cambia completamente lo scenario, come già detto prima, assieme a Carlo Ragogna, che ci ha appunto raccontato anche quelle che sono le differenze tecniche fra una prova come quella di luglio. In quel caso era valida sia per il campionato italiano ma anche per la Coppa del Mondo Bahia. E perciò la grande differenza, appunto, un fondo più piatto, qua molto più veloce. Vediamo nel salto la coppia Dagnolo-Kusic impegnata. Adesso si gira a destra e poi ci si infila in quel tratto molto guidato per i portacolori della MRC Sport, scuderia di Bruniera, praticamente qua abbastanza vicina per quanto riguarda questo territorio. Altro Can-Am Maverick T4, in questo caso c'è Martin Alejandro Cisella con Roberto Briani, una prima volta per questa coppia al Baia dello Stella, un Roberto Briani dalla grande esperienza che ha voluto così mettere appunto a disposizione di un Martin Alejandro Cisella che possiamo dire appunto alle prime armi in questa specialità. Dunque andiamo a vedere, ancora non arrivano i tempi per quanto riguarda appunto Castagnera, che è stato il primo a partire 8:25, perciò non è ancora sicuramente arrivato al termine della gara. Poi tra l'altro avremo anche dei collegamenti dalla media zona di Talmassons, che è uno dei comuni che ospita il passaggio, diciamo, non proprio della gara ma diciamo dei trasferimenti. E una cosa che dobbiamo sottolineare è una sinergia, direi, perfetta tra i vari comuni attraversati dalla gara, ma soprattutto la tanta passione dimostrata sia da curiosi e anche coloro che conoscono magari la specialità, ma c'è stata una comunione di intenti veramente straordinaria, così come nel 2024, che ha sicuramente gettato le basi per continuare un ambiente galvanizzato dai motori, e questa è sicuramente una delle cose più positive che anche io personalmente ho potuto misurare durante questa edizione sia dello scorso anno e quella del 2025, quelle che appunto erano che era la preparazione. Eccolo Martin Alejandro Cisella con Roberto Briani, si dà di gas, assolutamente sta prendendo le misure con questo Can-Am Maverick X3 e sta sicuramente regalando anche un bello spettacolo in questo tratto dove si entra velocissimi e bisogna dar gas controllando anche il mezzo, che in questo caso come rapporto peso-potenza è sicuramente un qualcosa che può dare delle belle soddisfazioni al pilota. Dovremmo quasi essere al termine, appunto lo siamo per quanto riguarda i passaggi dei mezzi side by side. Quello che vediamo è il protagonista assoluto del campionato italiano, leader indiscusso, nonché vincitore lo scorso anno della prima edizione del Baia dello Stella. Sto parlando del romagnolo Manuele Mengozzi. Al suo fianco c'è Elisa Tassile, che ha iniziato a navigarlo da quest'anno, perché lo scorso anno la Elisa, che tra l'altro abita vicinissima, anzi a Talmassons, che è una delle zone attraversate dalla gara, ha affiancato nel 2024 Andrea Castagnera, vincendo appunto la gara valida per il side by side. In questo caso invece Elisa Tassile è al fianco di Manuele Mengozzi, che ha tutta l'intenzione di volersi portare a casa il bottino pieno in questo Baia dello Stella. Il Toyota Hilux è sicuramente un mezzo molto performante. Dobbiamo dire che Mengozzi nella gara Italian Baia valida per il campionato Coppa del Mondo e campionato italiano si è misurato anche con alcuni dei protagonisti della scena internazionale, tra cui dei piloti che corrono ad altissimo livello anche alla Dakar, per darvi dei riferimenti di una gara mitica nonché molto competitiva.
riuscendo a raggiungere dei tempi nei settori selettivi che lo collocavano grosso modo attorno alla 10ª posizione. Vi posso assicurare che, visto l'elenco iscritti dell'Italian Bahia Mondiale, era un qualcosa veramente di ottimo per il romagnolo, che vediamo impegnato in questo caso con un Toyota Hilux, che tra l'altro non è aggiornatissimo come quelli della gara mondiale, alcuni di essi, perciò in questo caso ha ancora più valore a quella che è stata appunto la sua gara. Poi vedremo anche un altro protagonista della scena nazionale, Alfio Bordonaro, mentre passa ancora Manuele Mengozzi. Diciamo che possiamo offrire veramente una lunga cronaca, anche confortata dalle immagini, grazie a tutto lo staff di Fortunato che ci sta seguendo, Fortunato Mattiazzo, la forma comunicazione, lo vediamo veramente aggressivo, non vuole lasciare nulla agli avversari, entra velocissimo di traverso Manuele Mengozzi, al suo fianco, ricordo, Elisa Tassile. Ma ecco la giallona, questo è Alfio Bordonaro, il catanese, per 2 volte campione italiano. Al suo fianco c'è Stefano Lovisa, un navigatore che vanta una grande esperienza soprattutto nei rally, nonché organizzatore di una gara rallyistica importante come il Rally Piancavallo, valida per il trofeo italiano rally. Si è appena svolta e lui in questo caso ovviamente tirava le file come presidente della scuderia, la Kneif Racing, che organizza. E dopo quell'esperienza, l'ennesima esperienza per lui di nuovo con la testa bassa, a lavorare come navigatore per Alfio Bordonaro, una coppia direi che ha dato delle belle soddisfazioni, anche se quest'anno soprattutto un problema tecnico li ha tolti dai giochi delle prime posizioni nella gara, ricordo l'Italian Bahia, che in quel caso, in considerazione del coefficiente 2, ovvero i punti che venivano raccolti per il campionato valevano doppio, hanno perso terreno importante. Ricordando la classifica che poi potremo anche proporvi del campionato italiano cross country, vede Emanuele Mengozzi con 241 punti, un vantaggio importante perché Alfio Bordonaro è secondo con 150, e poi Michele Abeniacar, una gran bella novità, terzo a 143, per lui che ha un mezzo T2, perciò sulla carta, ma anche in effetti ha un potenziale nettamente inferiore ai T1. Per il momento è ancora aggrappato alla terza posizione, quarto c'è Kevin Manocchi, e poi la quinta posizione del triestino Fabio Samsa con 122, la sesta posizione di Gianluca Morra in campionato 104, subito dietro Andrea Castagnera con 102 punti, e poi Michele Manocchi ottavo, a seguire Riccardo Benettolo, chiude la 10ª posizione Alessandro Tinaburri. E questa è la classifica attuale dopo 3 appuntamenti, ovviamente quello di inizio stagione dell'Artugna Race, e poi il passaggio al Sardegna Rally Raid e il successivo all'Italian Bahia. E dopo Alfio Bordonaro è il momento di un altro T1, un altro Suzuki Gran Vitara, quello di Emilio Ferroni con Daniele Fiorini. Così una considerazione che dobbiamo fare anche, c'è la battaglia sia per quanto riguarda le prime posizioni, ma anche quella del trofeo Suzuki, che accompagna ormai da diversi anni la specialità, una specialità che vede ben 3 gare che si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia, dopo l'Artugna Race, ovviamente l'Italian Bahia è questo appuntamento, per poi, come già detto, il salto in Ungheria per il gran finale a novembre, il quinto appuntamento stagionale che chiuderà la serie tricolore del campionato italiano Cross Country Rally Side by Side. Ecco dall'alto un passaggio che ritrae ormai questo scenario quasi autunnale della zona. Ci troviamo nella bassa friulana, come viene chiamata appunto qua dalla zona bassa, sotto Udine per dire. Ci troviamo una ventina di chilometri dalla capitale del Friuli, è un terreno che, come già detto, una decina d'anni fa è già stato protagonista in questo caso di una gara da rally con il Terre del Friuli, e fu una gran bella avventura anche in quel caso, con le ruote di traverso che avevano una validità, ricordo, per il Race Day organizzato al tempo da Pirelli.
Emilio Ferroni entra nella zona, diciamo, molto guidata, poco veloce, mentre siamo saltati, in questo caso un altro protagonista della giornata. Quello che vediamo è l'Isuzu Trooper di Riccardo Benettolo e Martina Musiari, una esperienza nuova per una navigatrice che arriva da tante gare nel mondo dei rally. Ha voluto cimentarsi in questo caso appunto in una gara di cross country. Per lei sicuramente un'esperienza così totalmente diversa rispetto a quelle classiche da rally, ma al suo fianco, appunto al fianco di Riccardo Benettolo, Martina Musiari. C'è anche Fabio Samsa e Mirko Brun, la Toyota Hilux, quella che abbiamo appunto visto passare un attimo fa. Abbiamo un susseguirsi in questo caso di piloti e navigatori che hanno tanta voglia di regalare spettacolo. Quello che vediamo è il Suzuki Gran Vitara con il numero 206 di Stefano Sabellico, con Andrea Taloni al suo fianco. Ricordiamo che sono 28 i chilometri di gara e 0,50 metri per la precisione, leggermente accorciati per un cantiere che è stato aperto da poco. Ecco il passaggio di Sabellico Taloni. E arriva il primo riscontro cronometrico, 21,56 il tempo di Andrea Castagnera ad Alberto Marcon. Tra un po' arriverà anche il tempo di Alessandro e Marco Trivini Bellini, che sono stati secondi a partire, perciò diamo anche un interesse legato a quella che appunto è la classifica. Un bel salto anche questo, l'abbiamo visto. Adesso c'è l'ingresso nella zona guidata. Vediamo anche la differenza dell'ingresso in questa prima destra tra il mezzo, ovviamente un Isuzu Trooper con Benettolo, e quello, il ricordo che ho di qualche minuto fa di quello che poi è sicuramente uno dei piloti da battere, ovvero Emanuele Mengozzi, che è entrato molto più veloce. È chiaro che l'esperienza è anche totalmente diversa. Ricordo ancora dunque 21,56 il tempo di Andrea Castagnera e Alberto Marcon. Sicuramente ne vedremo delle belle in questa giornata dedicata al cross country tricolore. Sole previsto per questi 2 giorni, compreso oggi. Ricordiamo ieri, direi che il clima è veramente perfetto e le temperature si sono anche alzate. Ecco che sta arrivando in questo caso il primo mezzo T2, perciò un derivato di serie con ovviamente accorgimenti a livello di regolamento che possono essere, diciamo, fatti sul mezzo. Il Suzuki New Gran Vitara è quello di Gianluca Morra, al suo fianco Stefano Tironi della Rally Co. Ricordiamo Morra, altro gran pilota dalla esperienza in lotta anche lui, ovviamente in questo caso per il trofeo Suzuki. Vediamo il tempo di Alessandro e Marco Trivini Bellini. Hanno un gap di 35 secondi, perciò Castagnera e Marcon sono andati veramente forti, perciò 21,56 il tempo di Castagnera Marcon, 22,32, perciò 35 secondi in più per Alessandro e Marco Trivini Bellini. Lo ricordiamo, devono prendere ancora le misure, sono le prime esperienze per quanto riguarda i mezzi side by side, un Can-Am Maverick, però ha già fatto vedere in questo caso Andrea, appunto, Castagnera, che vorrà giocarsela, però qua c'è un tempo veramente straordinario. Signori, giù il cappello, arriva il riscontro cronometrico del 17enne Kevin Mannocchi, 21,20, ha rifilato 35 secondi ad Andrea Castagnera, un tempo veramente sorprendente, ma soprattutto il gap di Castagnera che ha vinto lo scorso anno. Perciò ricordiamo e ribadiamo il riferimento di cronometraggio: 21,20 è il tempo di Kevin e Giada Mannocchi, 21 minuti e 56 quello di Andrea Castagnera ed Alberto Marcon.
22:32 per Alessandro e Marco Trivini Bellini. Col numero 300 vediamo Gianluca Morra e Stefano Tironi. Sembrava qualcosa che non quadrasse nel punto, diciamo, di ingresso. Lo vediamo anche in questa fase di uscita. Sorprendente il tempo di un giovanissimo Kevin Mannocchi, un pilota 17enne che ha già dimostrato il grande valore alla gara del mondiale Italian Bahia a luglio. In quel caso un problema tecnico perché al cambio che lo ha frenato sotto un certo aspetto, e comunque è riuscito a portare a casa un punteggio più che buono, mentre con il Suzuki New Gran Vitara, un T2, perciò non può giocarsela per la vittoria assoluta. Sta arrivando Lorenzo Codecà, il 11 volte campione italiano della specialità, navigato in questo caso da Gilberto Menetti, il pilota lombardo con lo scudetto della MRC Sport. Intanto vuole sistemare la vettura, veramente una stagione suggellata da una serie di inconvenienti tecnici che ne hanno condizionato la stagione per Lorenzo Codecà, che ormai ha poco da chiedere alla classifica. Purtroppo è andata così. E dopo, se la regia mi sta seguendo, riproporremo dei passaggi con le classifiche di campionato italiano. Ricordo, questo è il quarto appuntamento della stagione, perciò i punti finora dei primi 3 appuntamenti, ma soprattutto il coefficiente 1,5 per la gara in Sardegna, il coefficiente 2 invece per quanto riguarda 21:35, staccato di 14:5. I Mannocchi si stanno così comportando veramente alla grande. Poi ovviamente andremo a scoprire quelle che saranno le varie sfaccettature, perciò, come già detto, il miglior tempo 21:20 di Kevin Mannocchi, 21:35 Michele Mannocchi, e poi Castagnera per il momento è terzo, 21:56. A seguire Alessandro e Marco Trivini Bellini con il tempo di 22:32, sono quarti per il momento. C'è una zona controllata, ovvero dove le velocità sono imposte, si trova al chilometro 10, sono circa 700-800 metri in cui verranno appunto frenati, possiamo dire in questo caso, i mezzi, anche per motivi di sicurezza, perciò ci sono i limiti di 50 km orari, questo per andare incontro anche alle esigenze del territorio, perciò sono circa 700-800 metri per permettere appunto la regolare circolazione dei vari mezzi. Questo praticamente il cronometraggio in quel caso viene sterilizzato per riprendere dopo questo tratto, perciò poco conta, diciamo la verità, 700-800 metri su una prova, un settore selettivo di oltre 28 chilometri. Ed eccolo qua, pronto per gettarsi anche nella zona controllata. Quello che stiamo vedendo è Michele Habeniakar con al suo fianco Umberto Parravicini, un mezzo T2. Quello che possiamo dire è sicuramente un Habeniakar che può essere sicuramente soddisfatto di quello che è la sua posizione di classifica, perché nella generale, nonostante un mezzo T2, è terzo con 143 punti e sta controllando a poca distanza con 141 Kevin Mannocchi, che ha tutta la voglia per inserirsi, da cosa stiamo vedendo nei tempi, nella top 3 di campionato. Ricordo il coefficiente, ovvero quello che poi è il moltiplicare, come è stato ad esempio all'Italian Bahia, dei punteggio di gara 2, in questo caso invece 1, perciò non cambia nulla. Però è chiaro che ci sono alcune situazioni di classifica di campionato dove i piloti sono veramente separati da pochissimo, perciò conta, è come in questo caso
quello che appunto sarà il risultato tecnico della gara qua in Friuli Venezia Giulia. Sono tre, ricordo, le gare che si svolgono di campionato italiano nell'estremo nord-est. Vediamo in questo caso un errore di Stefano Moro, girato a destra, non è l'unico in questo caso. Errore che costa qualche secondo al pilota con la Mitsubishi, il mezzo è TH, perciò fanno gara a sé, nel senso che sono mezzi a scaduta omologazione, perciò una battaglia dedicata a loro con, tra l'altro, ricordiamo la validità del campionato italiano. Eccolo dall'alto, dopo l'errore ci sarà sicuramente nervosismo per il pilota Stefano Moro, in questo caso un errore che ci sta, ma non è stato l'ultimo, soprattutto nei primi passaggi dove bisogna cercare di interpretare bene anche quelle che sono le indicazioni che si trovano a livello appunto visivo, perché in questo caso ricordiamo la navigazione non è come nei rally, ma è tutto a gran parte a vista, perciò cambia un po' la storia. Andiamo a vedere i tempi. Chi arriva quella di Marco Zini e Cristian Vomiero, 22.07, il quarto tempo staccati di 46.2 da Manocchi. Sul percorso, attesa del loro tempo, abbiamo Dagnolo, Cisella, Mengozzi, Bordonaro, Ferroni, Samsa, Benettolo, Sabellico, Morra, Codeca, Beniacar, Emanuele. Questi i mezzi impegnati per il momento, e quello che vediamo è sicuramente una delle grandi icone del mondo dell'off-road. È uno straordinario Land Rover Defender, quello di Simone Grossi, affiancato da Daniele Manoni, un mezzo che rappresenta veramente molto, come dicevo, un'icona dell'off-road. Ecco, Stefano Moro dopo il salto si cimenterà nel tratto guidato, una specie di gincana, entra aggressivo qua il mezzo, vi posso assicurare è pesantissimo e bisogna riuscire anche a dosare il gas, visto la mole, quello che vediamo dall'alto. Eccolo qua, il Defender di Simone Grossi con Daniele Manoni. Siamo ormai quasi alle ultime battute per quanto riguarda le partenze, vediamo i tempi. Arriva quello di Dagnolo, paga 1,47 dalla testa della classifica il pilota friulano, con Michele Kusic alle note, perciò abbiamo per il momento le prime 7 posizioni di gara. Attendiamo l'arrivo ovviamente di Manuele Mengozzi, che così ci sorprenderà, punto di domanda, mentre abbiamo il passaggio in questo caso di Darin Spalletta Matteo con Manuela Mocchiuti. Sfortunati loro nella gara Italian Bahia di luglio, hanno tamponato l'avversario davanti, ce l'hanno raccontato ieri in occasione della partenza qua da Rivignano Teor, la loro avventura. Arrivano dal rally e si hanno voluto cimentarsi appunto nella specialità con la Suzuki Gran Vitara, in questo caso di T2, loro l'equipaggio con il numero 304. Ecco il salto del Defender, adesso si infilerà nella zona molto guidata, chiamiamola gincana più o meno, per darvi dei riferimenti di quello che poi è sicuramente in questo caso un qualcosa di nettamente diverso. E vediamo in questo caso un errore o sbaglio, perché il giro doveva essere fatto al contrario. Ahimè, vediamo se si è accorto, molto probabilmente sì, sta tornando indietro per affrontare in maniera inversa il passaggio. Vediamo in difficoltà, in questo caso si ferma, ha capito effettivamente che avrebbe dovuto affrontarla al contrario, girando, arrivando appunto subito sulla destra, e non è a mio avviso l'unico pilota che ha compiuto questo errore. Già prima abbiamo visto una cosa simile, ci sta soprattutto quando le gare sono fatte anche di questo. Abbiamo visto il passaggio adesso del Suzuki Vitara. I colori che possiamo vedere derivano dal fatto, il giallo e il rosso, che hanno dovuto ripristinare la parte anteriore modificando e trovando, diciamo, dei pezzi di ricambio dovuto appunto al tamponamento dell'Italian Bahia.
Classifica sempre guidata da un 17enne che sta andando fortissimo, ma arriva il tempo, stavo parlando di Kevin Mannocchi, arriva il tempo di Manuele Mengozzi che si infila in prima posizione di prepotenza con il tempo di 21,07, staccando di 13 secondi e 6 Kevin Mannocchi. Direi che tutto come da programma, ma certo sorprende il fatto che Kevin è riuscito a portare a casa per il momento una seconda posizione che lo vede appunto protagonista assoluto nella classifica generale di questa seconda Baia dello Stel. Lo ricordiamo qua, stiamo parlando del tricolore cross country rally, il quarto appuntamento della stagione che arriva dopo l'Italian Baia di luglio. Prima c'è stato il Sardegna Rally Raid e poi ad aprire le danze a marzo l'Artunia Race, gara che appunto faceva salire il sipario sulla stagione 2025. Ricordo i vari passaggi dei settori selettivi, siamo partiti alle ore 8:35, poi il secondo passaggio sulla Voldaris alle 10:35, ricordando che lo start di questo settore selettivo numero 1 è dedicato alla memoria di Giulia Maroni, scomparsa da poco, è ancora così una ferita aperta alla sua, una ragazza che noi tutti conoscevamo, che apprezzava e amava questo sport e vogliamo continuare a ricordarla così. 10:35, 13:30, 15:35, questi sono i tre diversi passaggi in occasione appunto del secondo, terzo e quarto settore selettivo. Ricordo dalle 18:30 in piazza Rivignano ci saranno le premiazioni, perciò per così un gran finale di questo Baia dello Stella. Eccolo Mauro Cantarello con il BMW X3, al suo fianco c'è Dennis Piceno, altro navigatore friulano che arriva da tante esperienze nel mondo dei rally, ma non è la prima volta che si cimenta sul cross country. Guida veloce Cantarello ed è in fase di uscita per poi riprendere. Ricordo le immagini si riferiscono all'inizio gara, ringraziando ancora Forma Comunicazione che mette a disposizione uno staff che ci dà l'opportunità appunto di guardare e per me di raccontare tante belle fasi di questo appuntamento. Eccolo Filippo Andreetto con Francesco Maria Proietti. Non c'è il papà, che è un altro pezzo di storia, possiamo dire, del off-road con più partecipazioni alla Dakar, ma quello che vediamo è il figlio Filippo Andreetto con il inconfondibile Mitsubishi Pajero. In questo caso si tratta di un mezzo TH, lo ricordiamo, quest'anno gareggiano con questi mezzi a scaduta omologazione proprio per il loro campionato italiano, e questo va sicuramente ad arricchire anche il così panorama di quelle che sono le varie categorie, le varie classi, ma ci sarà appunto il campione italiano TH, questo sicuramente farà piacere a coloro che corrono col mezzo più datato, ma come possiamo aver visto un attimo fa, come abbiamo visto un attimo fa, la BMW X3 ad esempio, quello di Mauro Cantarello è andato velocissimo ed è un mezzo ancora sicuramente competitivo, come lo sono anche questi Mitsubishi Pajero che vedremo in sequenza con Andreetto, Cannas, Ciancio, e poi un Suzuki Gran Vitara con Claudio Legranzi e Alberto Gazzetta con il Jimmy che chiuderà la serie di questo primo passaggio di questo settore selettivo di 28 km e 0,50 metri. Andiamo a dare un altro colpo d'occhio alla classifica. Si infila in quarta posizione Martin Alejandro Cisella con Roberto Briani ed è un ottimo il tempo il suo, 21:53,8. Quinta posizione per Emilio Ferroni e Daniele Fiorini, 21:54,7. Scende la classifica via via di Castagnera e Marcon, che per il momento sono in sesta posizione.
Poi ci collegheremo anche con Talmassons, dove cederò per un po' la linea a Carlo Ragogna, che avrà l'opportunità in quel caso di intervistare appunto i protagonisti di questa scena. Cederei perciò il microfono a Carlo Ragogna, che si trova appunto a Talmassons con i protagonisti. Eccoci qua in piazza a Talmassons con il primo equipaggio in gara al secondo Baia dello Stella, Damiano Dus e Walter Massera. Allora, com'è andato il primo giro? Bene, a parte che la macchina non funziona ed c'è ghiaia sulla strada, proprio da pulire, noi non siamo abituati a partire per primi. Senti, ti sembra che comunque il tracciato sia idoneo per una vettura da rally? Sì, a parte i rettilinei infiniti, il resto è più che buono. Del resto a te toccava fare la traccia per gli altri? Purtroppo sì, ho pure detto, non siamo abituati, di solito partiamo 20-30 macchine dietro, quindi... E poi anche per voi non avere le note come nei rally, dovete fare un ripassaggio nel primo giro? È tutta un'improvvisazione comunque, perché non si sa dove tagliare, dove non tagliare, dove passare proprio. Vi state divertendo? Sì, super. Grazie. E questo era Damiano Dus, un pilota della zona, lo ricordiamo in questo caso si trattava di una vettura da rally, la Citroën C2. Lui corre prevalentemente all'estero, in Slovenia, ma anche in Croazia. In questo caso non ha voluto mancare all'appuntamento casalingo. Ricordiamo il campionato, un trofeo a tutti gli effetti che dà l'opportunità di correre anche con le vetture da rally, perciò non si è tirato indietro Damiano Dus con al suo fianco Walter Massera, ed eccolo qua il Suzuki Jimmy e quello di Alberto Gazzetta con Andrea Pizzato, un mezzo che adesso verrà completamente rivoluzionato per quanto riguarda appunto la Suzuki. Sono ricercatissimi questi Jimmy, andremo un po' a vedere poi quello che sarà l'evoluzione di questo mezzo della Suzuki, soprattutto il nuovo, e come verrà adattato anche in questo caso appunto alle competizioni, ricordando il leader Manuele Mengozzi con Elisa Tassile. Il tempo di 21,07, sicuramente un gran tempo, ha staccato di 13,6 Kevin Mannocchi e Giada Mannocchi, e poi la terza posizione sempre in casa Mannocchi con Michele al terzo posto, staccato di 28,1 da Mengozzi, e poi Gianluca Sbaraglia in questo caso a dettare le note appunto al pilota portoghese al terzo posto, e poi Cisella Briani quarti, Ferroni Fiorin quinti. Vediamo il passaggio del pilota sardo, sto parlando di Federico Cannas, con Giacomo Manuali al suo fianco. Sardegna Racing Team, è chiaro, quest'anno sicuramente apprezzato anche il passaggio per quanto riguarda appunto in terra sarda, la validità appunto per il secondo appuntamento stagionale. Cediamo la linea in questo caso a Carlo Ragogna per l'intervista, in questo caso a un altro protagonista, c'è Castagnera e Marcon. Allora, non è una bella notizia, perdonami Andrea Castagnera, perché aspettavamo Fulvio Signorotto e Andrea Pavan. Magari ci dite voi cosa è successo. No, ci sono fermati fuori dalla prova, sì. Insomma, dai, allora ci abbiamo trovati. Niente, dai, noi è andata non benissimo per un errore mio, troppo veloce su una curva, ho preso una balla di paglia, allora intanto di fare la retromarcia e ripartire siamo penalizzati, ma siamo appena partiti, allora insomma è lunga, dai, ma ci stiamo divertendo, percorso bello, bravi, e speriamo di riuscire a portare a casa un po' di risultato questa sera, dai. Senti, ma nelle ripetizioni ovviamente si può affinare la confidenza con il tracciato? Sì, è che sai, la prima un po' di umidità, un po' la ghiaia, anche il mezzo scivolava abbastanza, secondo me la prossima miglioreremo sicuramente, insomma, dai. Ma paradossalmente può essere più vantaggioso trovare la traccia nei prossimi passaggi? Ma guarda, sinceramente ormai il tracciato è quello,
non cambia tanto, non è come nel fiume che si vedono qui, più o meno la strada è sempre quella, non cambia, per me non cambia, insomma, secondo me è più pulita sicuramente. Ci confermi comunque che l'epiccaggio da rally che avete trovato sulla strada era a bordo strada tranquillo? Sì, era fuori prova, sai, se era fuori prova, sì, era già finita, sì. Perfetto, grazie, in bocca al lupo ad Andrea Castagnera e ad Alberto Marcon. Riprendiamo la linea dal nostro studio ringraziando anche l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione. Tra l'altro noi vi stiamo parlando da quello che è poi l'ufficio del sindaco di Rivignano Teor, che ringraziamo per la disponibilità. Abbiamo sentito appunto Andrea Castagnera delle sue difficoltà. Sì, c'è stato diciamo quel dritto che gli ha tolto alcuni secondi con la balla di Fieno, anche se poi il suo gap al momento è di 49,3, non è poco da gestire, anche in considerazione che lui tra l'altro è colui che lo scorso anno tra i side by side ha alzato la coppa al cielo da vincitore qua al Baia dello Stella, ma dovrà recuperare, ma sappiamo quanto il pilota veneto abbia nelle corde la possibilità di scalare la classifica, anche se non sarà sicuramente facile. Ricordando il leader per il momento è Manuele Mengozzi con il tempo di 21,07, secondo Kevin Manocchi 21,20 e poi la terza posizione 21,35 quella di Michele Manocchi, seguito da Cisella Martin Aleandro con 21,53 in quarta posizione. Poi il quinto posto di Emilio Ferroni, che sta andando forte, 21,54 con Daniele Fiorini. Questa è la top 5 per quanto riguarda appunto al momento quello che è la storia recentissima, possiamo dire, di questo primo settore selettivo di 28 km affrontato a partire dalle 8,25 dai protagonisti del secondo Baia dello Stella, appuntamento valido per il campionato italiano cross country rally e side by side, ricordando che ci saranno 3 passaggi, questo lo ricordo anche a chi ci sta seguendo in diretta. Il prossimo sarà alle 10:35, il successivo, il terzo, alle 13:30, poi il gran finale alle 15:35. Informazione ovviamente per coloro che si sono alzati magari tardi e vorranno sicuramente presenziare i passaggi. Vi posso assicurare, le notizie sono che c'è parecchio pubblico che si sta muovendo sulle zone, e questo fa piacere agli organizzatori. Ricordo il Motore dello Stella, capitanati da Luca Paron, che hanno dedicato molto alla preparazione di questo appuntamento, erano presenti anche ad aiutare in occasione dell'Italian Baia l'organizzazione del Fuoristrada Club 4x4 Pordenone, appunto in occasione dell'Italian Baia. La linea va in questo caso a Carlo Ragogna. Signor Rotto, Andrea Pavan, allora se arrivate solo adesso vuol dire che avete avuto qualche problemino. Allora, noi arriviamo adesso, non sono andato fortissimo in prova, purtroppo la seconda marcia ci ha anche abbandonato, quindi facciamo prima, terza e tutte le altre, basta. Pensi che al parco assistenza si possa risolvere? Allora, adesso non abbiamo assistenza perché abbiamo un riordine e poi si riparte nuovamente e vediamo come va, è morta là, basta. Se si riesce a riparare si ripara, se no andiamo avanti e se si rompe, amen, aggiusteremo quando andiamo a casa. Con lo giusto spirito, in bocca al lupo. Grazie. Con il giusto spirito, dice Carlo Ragogna, e questo è il territorio protagonista della gara di questo secondo appuntamento. Dovremmo ricollegarci con Carlo Ragogna perché dovrebbe avere ancora uno dei mezzi appena usciti. Ricordo, lui si trova nella media zone di Talma Sons. I cugini terribili Alessandro e Marco Trivini Bellini, come sta andando? Allora, secondo me sta andando abbastanza bene, la prova è molto meglio dell'anno scorso a mio parere, molto più guidata nonostante sia veloce. Ok, il mezzo non è mio, io sono abituato col mezzo di proprietà, quindi ci andiamo un po' piano, però ci stiamo divertendo. Grazie. Proseguiamo, teniamo la linea. Abbiamo qui Kevin Manocchi e la sorella Giada. Allora Kevin, com'è andato il primo giro? Guarda, sinceramente benissimo, non mi aspettavo un risultato del genere. Siamo entrati
con l'idea di divertirci come faccio sempre io, perché è la mia abitudine. Entro per divertirmi, poi se il risultato viene fuori bene, al massimo mi sono divertito. Appena usciti dalla prova ho detto, ma Giada, guarda così per curiosità i tempi, e adesso che sono partite anche un po' di macchine siamo secondi di tutti quanti, quindi siamo molto contenti. È grandissimo anche perché, voglio dire, è giusto lo spirito a parte la tua età, che sei giovanissimo, classe 2008, ok, ricordiamolo, marzo 2008, no, soprattutto perché potresti avere la pressione del risultato, visto la posizione in classifica, e quindi invece devi correre un po' più leggero. Guarda, sinceramente io resto sempre con la mia mentalità, di divertirmi, non mi frega della classifica. Il mio obiettivo è di divertirmi e fare esperienza. Se la classifica viene bene, se no al massimo mi sono divertito. Benissimo, a Kevin e a Giada in bocca al lupo per il proseguo della loro prestazione. Beh, un 17enne così con la mente ancora libera, Kevin Manocchi, lo abbiamo appena sentito, certo tutto in divenire la sua carriera, partita poco più di 2 anni fa, grosso modo, perciò è andato e sta andando fortissimo, ma con la mente libera, ricordiamo, secondo posto. Eccoci di nuovo in diretta dalla piazza di Talmassons con Michele Manocchi. Come sta andando? Bene, quello davanti a me è un missile, Dio, veramente faticoso. È un bel percorso, veramente bello, veramente stiamo divertendo. Tu pensavi di poter seguire le tracce di tuo figlio, ma è un po' difficile. Io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, ma veramente è un missile. E abbiamo la stessa identica macchina, stesso motore uguale, stesse gomme, tutto uguale. Sarà il peso forse. Senti, questo grazie Mauro qui sulla macchina? Sì, grazie a Mauro, lo conosciamo tutti, è l'organizzatore di queste gare, ha aiutato moltissimo anche questa gara del Baia dello Stella. E noi siamo vicinissimi, siamo a 30 km circa di 3 gare grazie a Mauro, quindi lo ringraziamo sempre perché questa è la nostra passione, noi facciamo tutto per fare queste gare qua. Grazie. Mauro, si tratta di Mauro Tavella ovviamente. Salutiamo Michele Manocchi e Gianluca Sbaraglia. Siamo ancora con il pallino in mano, quindi è la volta di Marco Zini e Cristal Vomiero. Non è facile far girare questi mezzi, ovviamente quando corrono non c'è problema, invece quando devono fare manovra sono un po' più rigidi. Allora Marco, riesci a spegnere un attimo Ecco, grazie. Marco Zini, allora com'è andato il primo giro? Non benissimo, non bene, siamo partiti troppo nervosi, la macchina scivola molto. Abbiamo fatto almeno 3 retromarce, abbiamo centrato 2 balle di fieno, piano piano poi abbiamo preso il ritmo con molta più cautela e l'abbiamo portata in fondo. Adesso cerchiamo di ripartire con un piede diverso, via. Siamo partiti troppo aggressivi. Quello che stai dicendo comunque indica che il tracciato ha le sue difficoltà. Sì, essendo molto veloce sul brecciolino, sulla ghiaia, la macchina scivola tantissimo, prendi velocità facilmente, diventa pericolosa facilmente, di conseguenza resettiamo e ripartiamo per la seconda con una mentalità diversa. Grazie. Beh, Marco Zini lo abbiamo visto in alcuni errori, paga 59,8 dalla testa della classifica, però se andiamo a fare un po' i conti, come ci ha detto lui, un 3 volte retromarcia, 2 colpi sulle balle di fieno, e andiamo al netto di questo, secondo me potrebbe inserirsi nella top 3 in considerazione appunto di questi errori, un pilota che in questo caso viene affiancato da una navigatrice rally come Cristal Vomiero, e certamente anche per lei una delle prime esperienze nella specialità. Non è facile cimentarsi dal rally e passare appunto al cross country, e diventa tutto magari più complicato, ricordando ancora la classifica di questo primo passaggio settore selettivo di 28 km con Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile a guidare con il tempo di 21,07,3, staccato di 13,6 c'è Kevin Manocchi affiancato dalla sorella Giada con un Yamaha
YZ1000R, un side by side di categoria T4, stesso mezzo per il babbo Michele Mannocchi con Gianluca Sbaraglia terzi, staccati di 28,1 da Mengozzi con il tempo di 21,35, poi la quarta posizione di Cisella Martina Leandro, il quinto di Emilio Ferroni. Andiamo a scoprire un po' anche le varie categorie. Per il T3 ricordiamo Castagnera sesta posizione ma in difficoltà per quanto riguarda questo primo passaggio, ce l'ha raccontato anche questa mattina. Attendiamo i riscontri cronometrici degli altri. Arriva il tempo di Michele Abeniacar, mezzo il T2 staccato di 3 minuti. Alfio Bordonaro, c'è qualcosa che non va anche in questo caso, perché paga 2,36 da Mengozzi. Sicuramente qualche problema ha condizionato questa parte di gara per il pilota catanese navigato dal maniaghese Stefano Lovisa. Non possono certamente senza problemi essere relegati così in 15ª posizione. Ricordo il 2 volte campione italiano della specialità. 12ª posizione Cristian Dagnolo, Gianluca Morra 11º, Samsa e Mirko Brun sono decimi per il momento. E la top 10 dunque ribadendo la prima posizione di Mengozzi, seconda di Kevin Mannocchi, terza di Michele Mannocchi, Cisella Martin, Aleandro, quarta posizione Emilio Ferroni, quinto Andrea Castagnera, sesto Riccardo Benettolo, settima posizione Marco Zini, ottavo, l'abbiamo sentito prima, e comunque staccato di 59,8, visti gli errori potrà migliorare non di poco. Poi i cugini di Mantova, Alessandro e Marco Trevini Bellini sono noni, e poi la 10ª posizione, come già detto, di Fabio Samsa, navigato da Mirko Brun, pilota di Cordenons, anzi navigatore di Cordenons, che lo scorso anno salito sul gradino più alto del podio come navigatore al fianco appunto di Mengozzi. Ci ricolleghiamo con Carlo Ragogna dalla Media Zone di Talmassons, ringraziando anche l'amministrazione comunale di Talmassons e il sindaco che ha dato questa opportunità di ospitare appunto questo passaggio. Vai Carlo. Una battuta al volo con Cristian Dagnolo, com'è andata? Diciamo che ho dimenticato di bere il caffè stamattina e purtroppo ho dormito tanto. Va bene dai, ci sono ancora 3 giri per rifarsi. Assolutamente dobbiamo, punto, fine, attacco adesso. Dai, in bocca al lupo, ciao. Intanto, ecco qua l'idola di casa, Elisa Tassile con Manuele Mengozzi. Allora Manuele, com'è andata? Ma ho un problema meccanico, potrebbe anche essere che mi torno a casa subito. Nella migliore delle ipotesi abbiamo riaperto il campionato. Lo stesso che è subentrato negli ultimi chilometri della prova, vedendo i tempi avevamo fatto un ottimo tempo nella prima prova, però non credo che non ci servirà. Cioè c'è il rischio che vi fermate sul secondo giro? Non riesco a... incredibile Hulk, non ce la faccio. Cavolo, Elisa, è qua in casa tua, cioè voglio dire, te la sei tirata? Non so cosa dire. No, ci spiace veramente, facciamo un bocca al lupo. Adesso io non lo so, in effetti se ci dici questa cosa qua, in effetti la gara è compromessa. Può essere. Ok, prendiamo atto purtroppo di questa notizia. Un problema allo sterzo per questo Toyota Hilux del campione italiano in carica, qui con i favori del pronostico, ma dice che lo sterzo è durissimo e quindi è riuscito abbia fatto, che tempo abbia realizzato. Vedremo poi insomma nel proseguo del secondo se riesce ad andare avanti, perché l'assistenza è solo a metà gara. È un colpo di scena, possiamo dire, effettivamente colto direttamente da Carlo Ragogna a Talmassons, poco dopo l'uscita della prova. Problemi molto probabilmente all'idroguida del Toyota Hilux, del leader della classifica, e questo sicuramente va a condizionare il pilota romagnolo affiancato
navigatrice locale Elisa Tassile, perché va un po' a rimescolare le carte. Sicuramente un qualcosa che non doveva succedere, soprattutto all'inizio. Ricordiamo in testa al campionato italiano con 241 punti, ma c'è qualcosa che non va anche per quanto riguarda Alfio Bordonaro. Lo sentiremo poi ai microfoni di Carlo Ragogna, perché effettivamente il tempo era troppo alto, però il colpo di scena c'è tutto, perché lo abbiamo sentito dalla voce di Manuele Mengozzi, problemi allo sterzo, durissimo, che ne condizionerà sicuramente il proseguo della gara. In questo caso si può rientrare, ma non in questo, senza avere penalizzazioni da subito all'assistenza. Questo fa parte un po' delle gare, ma solamente 28 chilometri, nonostante sia uscito prepotente con il miglior tempo. Abbiamo appunto sentito direttamente dalla sua voce. Chissà, tutto è in divenire per quanto riguarda questo problema tecnico. Staremo un po' a vedere, a capire quello che saranno appunto le novità legate a questa segnalazione che ci ha fatto appunto Emanuele Mengozzi. Mentre arriva il tempo di Codecà, alto, anzi altissimo, 40, problemi sicuramente per il 11 volte campione italiano, relegato in 18ª posizione con il tempo di 40.00. C'è qualcosa sicuramente che non va, perché ha un ritardo di 18 minuti e 52. Tutto praticamente da scoprire. Arrivano gli altri tempi con il T2. Darin Spalletta Matteo chiude 14° con Manuela Mocchiutti. Manuele Mirko è 15°. Come già detto, Alfio Bordonaro paga un gap di 2,36. Sarebbe stata un'occasione da sfruttare per il catanese, in considerazione dei problemi tecnici al mezzo del Toyota Hilux del leader della classifica, però tutto da scoprire. Le gare sono fatte anche in di tanti colpi di scena, soprattutto una gara come il Cross Country Rally, dove i mezzi sono sollecitati in maniera particolare. Certo, i chilometri finora sono stati dopo tutto pochi, 28, ma hanno già riservato veramente dei colpi di scena veramente incredibili. Ricordando che la gara per il momento in questo passaggio è terminata. I prossimi saranno tra, dopo tutto, meno di un'ora. Sto parlando delle 10:35 con il secondo passaggio, poi 13:30 e quello successivo, poi 15:35 quello finale. Ancora un arrivo, passo la linea a Carlo Ragogna da Talmassons. Siamo già pronti, ecco qua il gaucho argentino Martin Cisella con Roberto Briani. Allora Martin, com'è andato intanto questo primo giro? Molto bene, molto divertente, veramente bravo il copilota, la macchina a posto, quindi buone impressioni. Benissimo, ti stai divertendo, il percorso ti piace? Molto, 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 percorso stupendo. Va bene, ti lasciamo andare, ci sentiamo ai prossimi passaggi. E intanto ecco qua Alfio Bordonaro con Stefano Lovisa, Suzuki Gran Vitara. Alfio, com'è andata? Siamo partiti al quinto chilometro, abbiamo fatto un dritto in un canalone, siamo rimasti un po' impantanati, siamo usciti, abbiamo perso un sacco di tempo e quindi cerchiamo di recuperare. Ti do una notizia in diretta, Mengozzi ha problemi allo sterzo. Lo so, ma noi abbiamo fatto un dritto troppo pericoloso, forse non era neanche segnalato, dove c'era un 90 con l'erbetta, la macchina non è frenata, ha scivolato e ci siamo buttati nel canalone, abbiamo fatto il trampolino dall'altra parte con un casino. Cerchiamo di recuperare. Dai, la gara è lunga, c'è tempo. Ecco qua. Intanto Emilio Ferroni con Daniele Fiorini. Emilio, come sta andando?
Diciamo è andata bene questa qua, come macchina siamo un bel tempo, anche se sono andato un po' per campi, però c'era un po' scivolosa, però dai, confidente, adesso la prossima speriamo migliori. Beh, ma per voi è sempre una questione di prendere confidenza, il primo passaggio si guarda e poi si va più veloci. Sì, il primo passaggio è sempre un po' da fare anche più cauti, già sono stato un po' troppo sopra le righe e lo stesso è venuto fuori un tempo sembra discreto, insomma, per cui a posto, dai. Perfetto, grazie. Continuiamo a tenere la linea, abbiamo Fabio Samsa con Mirko Brun. Fabio, vieni. Fabio Samsa con Mirko Brun, allora come sta andando? Bene, percorso divertente, molto veloce. La macchina va bene, speriamo di continuare così, che va bene. Questa macchina è l'ideale anche per questo tracciato? È una macchina fatta per il deserto, ma insomma, essendo una macchina fatta con un certo criterio va bene, quindi andremo avanti. Si stanno lamentando che il tracciato è un po' scivoloso. Tanto scivoloso, però fa parte della situazione, quindi no, scivoloso è sì, tantissimo. Però sai, quando guidi su questi tipi di strade è così. Del resto è una gara di fuoristrada. Esatto, bravo, polvere, ghiaia, quindi non si può pensare di avere una tenuta come sull'asfalto, insomma. Perfetto, grazie. Abbiamo sentito Sabellico, effettivamente fa parte dei giochi il fatto che una gara come questa, soprattutto nel primo passaggio, scivoli molto, l'umido anche della notte, l'escursione termica e l'umidità mette sicuramente tutti in difficoltà. Abbiamo sentito anche Emilio Ferroni prima dell'intervista, lui assieme a Daniele Fiorini ci ha detto sì, sono andato un po' per campi, nel senso che ha fatto qua anche lungo di troppo, però dobbiamo anche sottolineare che il tempo comunque è arrivato per l'esperto pilota con la Suzuki New Gran Vitara, perché sono quinti con il tempo di 21,54, staccati da 47 da un Manuele Mengozzi, che vedremo quello che riuscirà a fare, perché lo ricordiamo, un problema probabilmente all'idroguida durissima, ne condizionerà sicuramente il proseguo della gara. Non ne ha potuto per punti importanti, non ce l'ha fatta, ce lo ha raccontato direttamente. Hanno dovuto poi rimettere il mezzo di nuovo sul tracciato di gara e hanno perso più o meno 2 minuti e mezzo in questo caso, perciò in questo caso sicuramente condizionata la gara del catanese. La linea torna a Carla Rogagna da Talmassons. Riccardo Benetolo e Martina Musiari. Allora Riccardo, come sta andando? Ciao, buongiorno. Bene, molto bene, dai. A parte un errorino è andata bene. Hai controllato il tuo tempo? È soddisfacente? Sì, Martina dovrebbe aver controllato cosa abbiamo combinato, quindi dai. Senti, si dice che è un po' scivoloso, a parte che è una gara di allora com'è andata? Allora, la prova è bellissima, divertentissima, abbiamo fatto uno sbaglio noi perché abbiamo preso delle balle un po' al contrario, diciamo, uno sbagliettino, abbiamo perso un pochino, però dai, per il resto poi spero di aver recuperato, li sta controllando adesso, non mi ha ancora detto niente. Ti consolo perché in molti si sono lamentati di qualche errorino quando ci sono le balle di paglia. Ah beh, allora, ok, allora non so. Gianluca Morra, 11ª posizione. Ci eravamo accorti effettivamente che c'era un problema nel suo ingresso nella zona guidata al contrario, perciò ha perso sicuramente secondi importanti. La linea torna in questo caso di nuovo a Talmassons. Ecco, non c'è Carlo, perciò riprendiamo la linea qua da Rivignano Teor. Ormai siamo praticamente alle ultime battute, ricordando poi che tra l'altro ci sarà alle ore 10.35 il secondo passaggio. Qua vediamo anche il pubblico che sta così transitando nella zona. Per il momento la gara ovviamente
è ferma per quanto riguarda il settore selettivo, in attesa appunto di ripartire alle 10:35, e poi senza dimenticare che poi la piazza di Rivignano, piazza Tarabane, pronto, che si trova tra l'altro molto vicino alla zona dal parco assistenza al tutto il cuore pulsante di questa gara, è tutto raggruppato veramente in qualche centinaio di metri, e poi la stessa prova speciale si trova veramente vicino all'abitato con dei passaggi. Questo è sicuramente uno dei punti a favore di questo Baia dello Stella, perché permette appunto facilmente il deflusso delle persone che arrivano, diciamo, in centro paese, e poi ovviamente soprattutto ai tecnici e meccanici di poter anche seguire qualche passaggio che, a differenza di alcune gare, non lo possono fare perché i settori selettivi, le prove speciali sono troppo distanti dal parco assistenza. In questo caso invece c'è questa opportunità che dà appunto in questo caso il Baia dello Stella. Quello che vediamo dovrebbe essere il sindaco di Talmassons, che in questo caso gioca in casa per quanto riguarda appunto il punto di riferimento, la media zona che stiamo vedendo con il microfono. Possiamo magari suggerire anche a Carlo Ragogna di cogliere qualche commento appunto dal sindaco di Talmassons, che ha voluto fortemente questo punto di riferimento per lui nel suo paese, anche perché nel ridisegnare il settore selettivo, la prova è stata praticamente leggermente tagliata fuori, fa parte un po' dei giochi, ma è stato coinvolto il comune appunto di Talmassons in questo caso, dandogli questa media zona per raccontare le storie dei tanti protagonisti. E direi che i colpi di scena ai microfoni di Carlo Ragogna non sono mancati, primo fra tutti quello raccontato da Manuele Mengozzi con Elisa Tassile, che sono usciti con il miglior tempo 21:07, ma soprattutto con un vantaggio straordinario di 13:06. Però ci hanno raccontato che il mezzo ha un problema probabilmente all'idroguida, comunque molto ma molto duro in questo caso, grossi problemi per il pilota romagnolo navigato dalla navigatrice di casa Elisa Tassile, così come il colpo di scena arrivato anche per quanto riguarda il Alfio Bordonaro con Stefano Lovisa, secondi in campionato, avrebbero potuto approfittarne, però un lungo, sono usciti dal tracciato, hanno perso oltre 2 minuti, e in questo caso tutto ovviamente da rifare. I colpi di scena non sono veramente mancati in questo caso, per raccontarvi appunto la storia di questa gara, di questo campionato italiano, ringraziando anche per il grande lavoro sul campo di gara la Forma Comunicazione. Noi ritorniamo con la linea a Carlo Ragogna. Michele Abegnacar con Francesco Facile. Allora Michele, come sta andando? Bene, molto veloce, non è nelle mie corde, sto cercando di fare il possibile. Vediamo se riusciamo a limitare i danni. Beh, limitare i danni, avete una gran bella posizione anche in classifica di campionato. Per quello. Io sono più abituato a gare con terreni più difficili, questo non è per me, però, e neanche per la macchina, perché non è molto potente, però si fa il possibile, ci divertiamo. In effetti, a parte Mengozzi che è primo e ce lo aspettavamo, poi ci sono gli SSV, vuol dire che questo tracciato, diciamo, è più consono a loro. È più realistico, non ci sono difficoltà sul terreno, ci sarà 3 buche in tutto, però è bello, guidato, molto guidato. Benissimo, l'importante è questo, in bocca al lupo. Con il 302 Mirko Emanuele Adriano Gioelli. Mirko, ovviamente stiamo facendo la stessa domanda un po' a tutti. Com'è andata il primo giro? Il primo giro è andato abbastanza bene, lo aspettavo molto più scivolosa, soltanto in qualche punto è stata abbastanza scivolosa con la ghiaia. Però tutto sommato ci siamo divertiti, un pochettino di problemi con la polvere causata dalle vetture che ti erano davanti. Certo, ma comunque ci siamo divertiti.
Senti, tra l'altro questa gara quest'anno il tracciato è diverso, diciamo per un 60-70% addirittura rispetto all'anno scorso. Comunque per voi il percorso è segreto fino alla partenza, quindi con il primo giro che vi fate le note. Sì, certo, utilizziamo il radar e poi magari indichiamo qualche punto più per i giri successivi, qualche punto un pochettino più pericoloso, oppure qualche buca o una curva molto più stretta. Ok, quindi c'è margine per migliorare. Spero di sì, sì. Bocca al lupo, ciao Adriano. Al friulano Francesco Facile ci ha un po' raccontato la sua gara. È chiaro, finora nonostante il mezzo T2 paghi rispetto alla competitività del T1, è terzo in campionato e questo è sicuramente un fatto molto positivo. Andiamo a dare un'occhiata anche alla classifica dei TH, ricordo da quest'anno inseriti anche in un loro campionato italiano. Filippo Andreetto, un figlio d'arte, guida con 23 raggio di Andreetto e quella di Simone Grossi e Daniele Manoni. Poi terzo Mauro Cantarello e Dennis Piceno. C'è stato un errore in quella zona guidata che lo a giocare un ruolo da protagonista. Arriva con noi anche in studio Mauro Tavella, organizzatore di Italian Bahia. Allora, innanzitutto i colpi di scena, Mauro, non sono mancati per il momento. C'è da dire che insomma la gara è all'inizio, però il protagonista atteso Manuele Mengozzi ci dice: ho un problema alla guida, è duro, probabilmente l'idroguida è saltata. Alfio Bordonaro ha fatto un liscio, ha perso oltre 2 minuti che in questo caso poteva approfittarne in chiave campionato. Diciamo che il cross country è sempre pieno, diciamo, di inconvenienti che fanno parte dei giochi, e questo è il bello di questa specialità. Di sorprese e novità, direi. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Cosa ti posso dire? Ma da quello che mi racconti, secondo me si riapre un po' tutto, nel senso che si riaprono i giochi, scusate, ci sono opportunità magari per new entry nel campionato italiano, perciò la cosa bella è fare in modo che alla fine di questa prova non sia determinato già il campione italiano, i campioni di gruppo, i campioni di TH, ma lasciare l'ultima chance alla gara che abbiamo in terra straniera, quindi in Ungheria a novembre, e vedere poi come il tutto andrà a finire. Sarà un campionato vincente. L'importante, vedi Marco, è già il secondo anno, il terzo anno che abbiamo dato un campionato costante. Negli anni passati si partiva con buoni propositi, con 5, 6, 7 gare, poi ne venivano fatte 5, alcune in coda ai rally. Se noti, ormai è già il secondo anno dove noi facciamo una gara e non siamo più abbinati ai rally, non siamo più in coda ai rally. Diciamo c'è una sua identità ben precisa, la specialità. Esatto, mettiamo qualche macchina da rally in coda al cross country, ma abbinato al cross country, ma con le regole del cross country. Quindi è una cosa molto particolare che si fa solo in Italia, ma ormai non ci spaventiamo sul fatto di dire che lo facciamo solo noi. Volevo dire che noi siamo avvenieristici, che quindi pionieri di questa specialità, l'abbiamo dimostrato. Poi qua in Friuli specialmente abbiamo 3 gare su 5 del campionato, quindi credo che sia una bella cosa, insomma. Che dici, Marco? Sì, questo è stato anche rimarcato ieri durante le interviste di avvio della gara in piazza a Rivignano. Hanno sottolineato quanto questa regione veramente dia nel panorama nazionale e sostenga la specialità, ma lo faccia anche con delle gare che poi sono molto diverse tra di loro, perché si parte a marzo con l'Artugna Race, che ha delle caratteristiche notevolmente diverse poi a quella che è l'Italian Bahia appunto di luglio, perciò sì, gare ce n'è, ma sono anche molto diverse. Questo è fondamentale anche nel contesto di un campionato che deve restare anche molto competitivo. Ma sembra quasi che tu mi voglia dire, Mauro, ma che novità ci sono il prossimo anno? Infatti. Abbiamo qualcosa, ma non grandi cambiamenti. Devo dire scusa alla caramella che ho rubato prima in sala stampa. E non grandi cambiamenti, le gare rimarranno queste. Ci sarà la conferma e la crescita della Sardegna, perché la Sardegna sarà, la candideremo al campionato europeo, perché lo scopo è fare in modo che in Italia ci siano 2 gare di campionato europeo, vuol dire 2 gare di livello elevato,
come ce l'ha la Spagna, come ce l'ha il Portogallo e come speriamo possa averlo anche l'Italia. Sarà una delle cose che Geronimo La Russa dovrà appunto portare per noi. Poi l'idea, scusate, la proposta che abbiamo inoltrato alla direzione generale, alla DSA, è quella di fare un campionato unico, cioè mettere insieme T1, T2, T3, T4, TH, tutto un campionato unico. D'altronde, Marco, siamo in 30, non possiamo fare 3 campionati, uno con 15 macchine, uno con 5, uno con 10. Facciamo un campionato unico, bene o male i valori si equivalgono. Abbiamo già capito che quando hai una macchina competitiva gli SSV stanno dietro, Mengozzi, Docet, e i TH sono insomma a livello degli altri T1, perciò credo che sia un bel risultato. Resta con noi Mauro e torniamo a lanciare la linea dalla zona media zone di Talmassons ai microfoni.d e Carlo Ragogna. Arriva il 401 Simone Grossi con Daniele Manoni. Eccoci qua in piazza alla media zone di Talmassons. Allora, come sta andando? Sta andando bene, abbiamo fatto un errore purtroppo in una chicane, abbiamo perso un po' di tempo, ma siamo sul pezzo. E i prossimi passaggi potrebbero andare meglio sicuramente? Potrebbe andare meglio, il fondo è molto scivoloso e mette un attimino alla prova, insomma, sia chi guida che chi naviga. Perfetto, grazie. Perdonate che nella concitazione della diretta Simone Grossi e Daniele Manoni con questo Land Rover Defender, e adesso siamo con Stefano Moro. Allora Stefano, come sta andando? Bene, abbiamo un problemino sull'avantreno, sulla trazione, non abbiamo trazione davanti, però ce la prendiamo così. No, piace questo spirito perché uno dice come sta andando? Bene, però abbiamo... ma noi ci dobbiamo divertire, è la base di tutto è questo. Poi chiaramente il risultato ci interessa, però oggi andiamo così. Benissimo, del Coubertin ringrazia, ciao. Ora siamo con il numero 402, Mauro Cantarello e Denis Piceno. Mauro, allora soddisfatto del primo giro? Diciamo di sì, dai, impegnativa, scivolosa, come avranno detto i miei compagni sicuramente che mi hanno preceduto, però soddisfatti, stiamo nel pezzo. Questo mezzo ti piace? Mi piace molto, penso che abbia molto da dire, ci vuole un pochettino più di confidenza, però vediamo di fare le cose ad agio. Avete un'ottima posizione in campionato. Sicuramente siamo tutti lì, perciò è importante anche giocarci i secondi oggi per avere un'Ungheria secondo me più tranquilla anche poi in vista della prossima gara. Perfetto, così abbiamo già lanciato un ponte agli amici magiari. Esatto, che salutiamo ovviamente. Grazie. Adesso andiamo via, 30 secondi. Vai, tranquillo. Grazie a voi. A Cantarello ha accennato a quello che sarà l'appuntamento Magiaro che chiuderà poi la serie a novembre, mi sembra. Raccontaci un po' anche di questa collaborazione tra Italia e Ungheria, Mauro. È un qualcosa che è nato 2 o 3 anni fa, ecco scusate, è qualcosa che è nato 2 o 3 anni fa quando ci siamo incontrati io e Miklos Trebiš nell'ufficio mio che avevo durante la gara in Interporto, durante la Bahia 23 o forse 22, e mi disse: Mauro, perché non ci inventiamo qualcosa per unire Ungheria e Italia? E riferito alle automobili, che magari qualcuno non pensi qualcosa di diverso. E ho detto, perché no? E poi sai, Miklos è un ragazzo che parla italiano perfettamente, meglio di noi forse, e quindi questo facilita.
Ecco, certo, ecco, se vediamo... Diamo la parola a diamo la Carlo, parola a diamo la Carlo, parola a e poi Carlo. Vai, continuiamo, Carlo, diciamo, tuo. con- Filippo Andreetto e Francesco Maria Proietti con questo Mitsubishi Pajero del gruppo TH R-Team. Allora, come sta andando? Beh, direi che questa prima prova è andata molto bene, difficile, molto veloce, il terreno è veramente molto scivoloso, bisogna fare molta attenzione. Ecco, ovviamente si prende confidenza col primo passaggio e poi si va più forte nel secondo, terzo e quarto, ovviamente. Sì, in teoria dovrebbe essere così, però bisogna fare molta attenzione perché la gara è lunga e quindi senza esagerare. Senti, l'atmosfera di Talmassons e di Rivignano soprattutto, visto che la gara ha l'epicentro lì. Beh, il paese è sempre molto disponibile, vedo, a queste manifestazioni, l'anno scorso è stata la stessa cosa, quindi è molto piacevole, assolutamente. Grazie, buona gara. Ecco che arriva intanto, tengo la linea, dammi l'ok. Yeah. Ecco qua Federico Cannas con Giacomo Manuali, con questo Mitsubishi Pajero, gruppo TH, buongiorno a voi, come sta andando? Per ora non tanto bene perché abbiamo avuto un problema sulla macchina che si spegne, ogni 5 minuti circa si spegne, quindi cerco di risolverla adesso, mi fermo un attimo, cerco di risolvere. Se qualcuno non avesse capito abbiamo un pilota sardo. Sì, arriviamo da lontano. Senti, come ti è piaciuto il tracciato comunque? Sì, molto realistico, anche troppo per queste macchine, però sì dai, è un tracciato diverso, non rompi la macchina almeno. C'è un aspetto positivo, poi è sempre difficile anche tracciare, i tracciati fuori strada è complicato. Sì, il tracciato fuori strada è difficile da tracciare perché devi comunque passare in luoghi di interesse ambientale, quindi non è facile organizzare le gare. Benissimo, quindi ringraziamo sicuramente il territorio che ci ospita, in bocca al lupo. Grazie. Ecco, parlavamo della collaborazione con l'Ungheria di questo campionato che a novembre appunto rivedrà il gran finale dell'italiano in terra magiara. Sì, come si parlava prima, no? Per continuare il nostro argomento, noi il prossimo novembre, il primo weekend di novembre abbiamo l'ultimo round del campionato italiano, è una gara a coefficiente 3, sono anche 300 e passa chilometri. È una gara un po' internazionale, quindi ha un respiro internazionale, perciò non è che là troveremo soltanto gli ungheresi, ci sono anche quelli cechi, gli slovacchi, ci sono i polacchi, e quindi è una gara molto bella, avvincente, e la terremo nel campionato italiano fino a quando non avremo in Italia più gare di fuoristrada. Ci auguriamo di... Vai. Collegamento torna a Carlo Ragogna. Il Valle dello Stella è ottimamente organizzato, come dicevo poco fa, i commissari del percorso sono tanti, indicano, quindi ci aiutano, tutto bello. Hai trovato anche tu comunque situazioni molto scivolose? Sì, diciamo che il terreno è lo stesso dell'anno scorso, quindi è qualcosa che già si conosce, però ecco appunto le balise, le indicazioni, le balle sono messe in sicurezza. Perfetto, grazie a Giuseppe Ananasso. Teniamo la linea con Carmelo Ciancio e Mattia Benedet. Carmelo, ovviamente stiamo facendo la stessa domanda a tutti gli equipaggi che transitano qui per il centro di Talmassons. Come è andato il primo giro? Malissimo, abbiamo trovato quella macchina davanti e purtroppo c'era tanta polvere, a 200 metri non si vedeva niente, perciò una prova da dimenticare comunque. Quindi l'avete raggiunta, voi partivate dietro e a questo punto non... Qualche problemino lui, perché l'abbiamo trovato fermo poi davanti a noi mentre che noi stavamo arrivando, lui è ripartito, però non poteva andare più di quanto poteva perché non si vedeva niente. È un peccato perché questo è un incidente di percorso che può sempre capitare in queste gare.
Può capitare però uno che fa 1500 km per arrivare qua e poi si trova una persona davanti che neanche ti fa passare, sinceramente non è bello, non è sportivo. Raccogliamo e registriamo, in bocca al lupo. Che dire, colpi di scena non ne mancano, vero Mauro? E chissà, ne abbiamo parlato più volte anche di quel gran finale d'Ungheria e poi per il prossimo anno ci saranno novità, tutto riconfermato, tutto da disegnare anche in chiave 2026, immagino. Sì, le gare sono confermate le 5 di quest'anno, quindi non ci sono ancora novità, non ci sono all'orizzonte, vedo c'è qualcuno che ha voglia di organizzare una gara, ma un conto è io ho voglia, un conto è io la metto da calo a terra, perché organizzare una gara così ormai non spendi meno di 70.000 euro, 70-80.000 euro. E quindi queste risorse economiche vanno trovate e non puoi caricare tutto sui concorrenti, sono 30, quindi dovrebbero pagare 2.500 euro, è fuori da ogni grazia di Dio questo budget. Bisogna trovare delle risorse economiche, per fortuna, come diceva ieri l'assessore regionale, qui nel Friuli Venezia Giulia abbiamo la fortuna di avere una regione attenta agli eventi sportivi, alle associazioni, e quindi tra le camere di commercio, i comuni, la regione riescono a raccogliere il gap necessario economicamente parlando per raggiungere il budget e fare la gara. Qui ci sono anche gli sponsor che intervengono, sponsor tecnici, perché sai, quando uno sponsor ti mette determinate decine e decine di metri cubi di ghiaia e li spalma sul percorso di gara, per noi è come avere uno sponsor. È una grande sponsorizzazione in quel caso, è un grande aiuto fondamentale. E quindi questo aiuta, perché le strade, poi una volta terminata la manifestazione, bisogna rimetterla a posto se vuoi continuare a fare le gare, se no ti fai prendere in giro, cioè prendi in giro le amministrazioni, e queste sono situazioni che hanno le gambe corte, e purtroppo in passato qualcuno anche in provincia di Pordenone ha lavorato in questo modo qua, e noi dopo che abbiamo ripreso a fare... Vediamo, perché il ripristino dei tracciati spesso comporta dei sacrifici economici che sono veramente impegnativi. Ma sono decine di migliaia di euro, e quindi questi sono, capisci che per ripristinare le strade è tanta cosa, perché ha un'incidenza notevole. Ecco, c'è una macchina... Che qualcuno si lamentava è scivolosa, ma insomma è una gara di fuoristrada. Siamo sulla terra, sì, anzi è più divertente se scivola, funziona. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Ecco, riprendiamo la linea, c'era un qualche problemino nel Tecnico. collegamento con Claudio Legranzi e Sandra Castellani, che dovrebbero essere gli ultimi a transitare dalla media zone, che attendavamo ai microfoni di Carlo Ragogna. Vediamo se riusciamo a ripristinare la linea, se no andremo al termine di questo collegamento del primo settore selettivo. Vediamo, dovremmo essere collegati, la linea di nuovo a Carlo Sandra, Ragogna. com'è comunque le sensazioni con Claudio? Bene, dai, come sempre siamo rodati noi, nonostante 20 anni di separazione, però bene. No, la prova è divertente, è bella guidata come piace a me, è solo che un po' la macchina ha qualche problema, si è fermata, si è rimasti di sasso, purtroppo. Va bene, avete visto di tutti i colori voi in 30-40 anni che correte, in bocca al lupo. Eccoci qua. Ok, siamo ormai alle battute finali, al lavoro sempre per portare avanti questa specialità, creare delle novità, perché c'è bisogno delle novità, soprattutto ai tanti protagonisti che hanno bisogno di questo, hanno bisogno di avere anche degli stimoli per andare avanti e divertirsi. Beh, guarda, queste cose qua bisogna farle perché si ha la passione. E come dico anche ai miei collaboratori in azienda e ovunque,
Bisogna cominciare a pensare a lavorare per obiettivi. Non devi mai concentrarti e pensare al mero guadagno, perché con quello non vai da nessuna parte, è limitato a se stesso. Quando tu hai degli obiettivi, noi ce li siamo prefissati, alcuni li abbiamo raggiunti, ma ormai mi conosci, se faccio uno e so che posso fare due, vado in cerca di tre. In modo tale da usare tutte le energie che abbiamo a disposizione, tutta la passione che abbiamo per fare in modo che questa specialità mantenga un livello alto. Ci siamo posti degli obiettivi che non raccontiamo qui ai microfoni, lo scoprirete solo vivendo, diceva qualcuno, però chi mi conosce sa che se davanti a me vedo un obiettivo comincio a correre come una lepre e chi mi ama mi segua. Ma ci saranno delle belle cose per il futuro. Siamo curiosi, ovviamente le scopriremo già dalla prossima inizio stagione, un pochino prima. Grazie a Mauro Tavella per questo suo intervento. Sì, Marco, ti interrompo perché può darsi che la stagione inizia a febbraio e non a marzo. Ecco. Tu mi dirai, ma come, ma la prima gara è a marzo? Sì, ma qualcosa può nascere prima, che ne sai? Grande punto di domanda e curiosità ovviamente per tutti gli addetti ai lavori. Ritorniamo perciò la linea alla regia, noi ci stacchiamo qua, grazie della collaborazione, grazie agli amici che ci hanno seguito per questa quasi oretta oltre di racconto di questo settore selettivo, il primo passaggio dei 28 chilometri qua da Rivignano Teor. Ci vediamo dopo perché fra pochissimo riprenderemo di nuovo con il secondo passaggio. Grazie e buona giornata ancora. Buona giornata e buon proseguimento.